Benvenuti alla nona puntata di Speciale Pianura Veneta. Oggi parleremo della Primavera Culturale di Sanguinetto, che è stata presentata nella sala civica all'interno dell'ex convento Santa Maria delle Grazie ed organizzata dall'Associazione Culturale La Pianura in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Sanguinetto. Possono partire i servizi. Venerdì 3 maggio si è svolto il terzo incontro con l'autore all'interno di un ciclo dal titolo La Primavera Culturale 2013. Ospite della serata Roberto Zorzella, che ha presentato il suo libro Un cuore tra i girasoli. Buonasera, siamo qui a Sanguinetto all'ex convento di Santa Maria delle Grazie per presentare la quarta serata degli incontri con l'autore all'interno della Primavera Culturale organizzata dall'Associazione Culturale La Pianura in collaborazione col Comune di Sanguinetto. Abbiamo qui con noi stasera l'autore del libro Ad un passo dal cielo, Valeria Favorito, che ci darà una prima spiegazione di questo libro. Prego, allora, Valeria. Questo libro è un libro autobiografico, parla della mia storia, della mia malattia, e ho voluto scriverlo per tre motivi. Il primo motivo è perché voglio trasmettere agli altri, caspita, come ce l'ha fatta Valeria, allora ce la possono fare anche gli altri. Poi il secondo motivo è perché vorrei che i giovani si iscrivessero, perché purtroppo ci sono bambini che muoiono perché non trovano un donatore. Il terzo motivo perché il ricavato del libro andrà devoluto integralmente al reparto di ematologia dove sono stata curata, e ringrazio due persone che mi hanno aiutato tanto a scriverlo, ed è Roberto e Mariangela. Stasera intanto questa serata all'insegna della donazione, del volontariato
sicuramente molto valida, è stata inserita all'interno di questo evento organizzato dall'Associazione Culturale della Pianura perché proprio la grandezza di questa giornata sia un ricordo anche per le prossime future. Di quali personaggi sono all'interno di questo libro? Allora, ci sono diverse testimonianze, di cui quella del mio donatore che racconta proprio la sua parte che è toccante, ecco. Sì. Quindi, insomma, non ci resta che augurare a tutti quanti una buona permanenza in questa serata. Grazie Valeria, ci vedremo dopo. È qui con noi l'assessore alla cultura del comune di Sanguinetto, Luca Altobelli, che ci darà un piccolo particolare di questa serata che stiamo conducendo con Valeria Favorito. Bene, grazie, buona serata ai telespettatori. Io vi do il benvenuto poi al nostro bellissimo ex convento Santa Maria delle Grazie per questa serata speciale organizzata in collaborazione con le nostre Avis locali, Avis e Aido di Sanguinetto, e che ci danno l'opportunità di conoscere questa bellissima persona che sicuramente renderà più ricchi chi la ascolterà questa sera e che avrà l'opportunità anche di leggere il suo libro, perché credo che il ricevere in dono un organo sicuramente arricchisce di vita naturalmente, non proprio di vita fisica, ma credo che anche il donare possa arricchire sempre di vita le persone. Ecco, dopo l'assessore alla cultura abbiamo qui con noi per questa serata anche il presidente dell'Avis di Sanguinetto che ci dirà qualcosa su questa serata. Allora, questa serata l'abbiamo organizzata assieme all'Aido perché unendo le forze dei due gruppi cerchiamo di fare diverse iniziative nel paese. Questa sera siamo anche con un banchetto all'esposizione della Festa del Toro e cerchiamo di aggregare sempre nuovi donatori perché c'è bisogno di sangue per fare questi trapianti dove questa serata qua a Sanguinetto c'è la presentazione del libro di Valeria Favorito, che è una persona che ha ricevuto il midollo anni fa, è guarita e sta bene. Ad un basso da
Buonasera, siamo qui nel comune di Sanguinetto, all'ex convento Santa Maria delle Grazie, per la serata conclusiva di Primavera Culturale organizzata dall'Associazione Culturale della Pianura. Abbiamo qui con noi stasera lo scrittore Mauro Saggioro, che concluderà, così come è iniziata con la poesia, concluderà con il suo libro di poesie. Allora Mauro, ci dica, questo libro di poesie come è venuto in mente? Beh, innanzitutto è una raccolta di poesie che ho scritto nel corso degli anni e il tema principale sono poesie d'amore e quindi diciamo spaziano su questo tema, voglio dire, quindi sono felice di essere qui con te. È iniziato comunque con poesie d'amore, con il libro Pensieri dell'animo, e si concluderà con poesie d'amore del poeta Mauro Saggioro. Il tema è sempre l'amore, quindi insomma non c'è altro da aggiungere. Speriamo che questa serata, a conclusione di questa primavera culturale, porti altre primavere o altre stagioni migliori. Bene, io non ho altro da aggiungere, vi ringrazio. Questa è la copertina del libro. Il libro è stato curato da Gianni Lottino, la prefazione, e basta, non ho altro da aggiungere. Con questa serata conclusiva quindi vi diamo appuntamento al 2014, quindi fra un anno, 2013-2014, per il prossimo appuntamento di Primavera Culturale.